Francesco Pira. Oggi questa bella serata alla Badia di Licata è una presentazione del libro Pirateria 3, tanti ospiti, tanto pubblico. Sì, è stata una bellissima serata, un'ottima prima, potremmo davvero dire la frase consueta buona la prima, ma soprattutto è stato bello l'incontro tra generazioni, è stato bello parlare di argomenti che fanno parte della nostra quotidianità con semplicità ma anche con consapevolezza, e devo dire che unire sul palco persone di tutte le generazioni, avere come discussant tre giovani che mi hanno incalzato è stato molto bello, una serata di cultura davvero interessante per chi ascoltava e che lo ha fatto davvero senza nessun tipo di pregiudizio, quindi credo che si può parlare di intelligenza artificiale, di metaverso, si può parlare delle nuove relazioni e lo si può fare e lo si deve fare anche in maniera divulgativa. Antonio Leotta, editore Medinova, oggi presente alla Badia di Licata per la presentazione del libro di Francesco Pira, Pirateria 3. Questa serata com'è andata? Una serata meravigliosa in un posto fantastico che già conoscevo, ed è uno dei beni culturali più interessanti di Licata. Piraterie 3 di Francesco Pira è un libro straordinario che tratta una tematica contemporanea, intelligenza artificiale, il cosiddetto metaverso e tutto quello che ne consegue. È una raccolta dove questa tematica viene trattata in tanti modi attraverso esempi, quindi un libro ricco che fa riflettere, che fa ragionare e che apre anche gli orizzonti su questa bella materia. Stasera particolarmente felice di aver partecipato alla presentazione del libro dell'amico Francesco Pira, Pirateria 3, ma Francesco Pira non è solo un amico, ma come assessore alla cultura spesso mi vanto di averlo come eccellenza culturale licatese. È riuscito a tenere incollate alla sedia 150 persone assieme ai suoi ospiti relatori su degli argomenti che sono di particolare sensibilità in questo momento storico, e sviscerando fotografie ma anche soluzioni su temi, insomma, sui quali dovremmo riflettere. Quindi io sono molto felice di aver partecipato a questo incontro e faccio i complimenti a Francesco Pira per questo grande lavoro che ha messo su un libro. Una serata meravigliosa in cui abbiamo avuto modo di conoscere il libro del professore Pira, un libro che merita di essere letto da tantissime persone per i suoi contenuti e per il viaggio nella società contemporanea che ci propone. Un libro consigliatissimo, un libro che affronta le problematiche della società digitale, della società liquida e della perdita dell'identità dell'individuo, insomma un binomio a parere d'essere di pirandelliana memoria.